in collaborazione con Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Guardate dove vi abbiamo portato questa settimana con Agricoltura Veneta, la Bassa Veneta, ovvero la zona delle bonifiche. Siamo a 2 passi da Jesolo, Caposile, Porte Grandi, luoghi di storia dell'agricoltura veneta, trevigiana e veneziana. Luoghi che hanno visto la gente lavorare duramente, gente che lavora i campi, gente che fatica, che ha faticato. Questa settimana vogliamo parlare proprio di loro, cioè di chi in questo momento vive la terza età della pensione. Perché? Perché i dati dicono che chi lavora la terra la lavora fino alla fine dei suoi giorni di fatto. Allora siamo con Mario Quaresimin, buongiorno direttore di CIA Venezia. Buongiorno direttore, ma è proprio vero che in agricoltura non si va mai in pensione di fatto? Sicuramente sì, nel senso che con le pensioni che hanno oggi gli agricoltori, tra virgolette, sono costretti, ma soprattutto c'è una passione che continua negli anni e il 90-95% degli agricoltori che sono in pensione continuano a lavorare o direttamente come imprenditori, come titolari o coadiuvando con i figli che si inseriscono nell'attività agricola. Partiamo da qui per un viaggio cercando di vedere 3 esempi di agricoltori che rimangono agricoltori fino alla fine dei loro giorni di fatto. Sì, siamo qui, partiamo da Jesolo, da Luigi Mamprin che è un nostro storico associato, poi andremo dalla famiglia Iop che fanno orticoltura dove c'è anche la possibilità di inserimento di un giovane e poi ci fermeremo dal nostro presidente di zona di Portoguaro, Albano Furlan, che è pensionato e continua a fare l'attività agricola e anche quella di contoterzista. Allora andremo a vedere insomma qual è il presente e il futuro della terza età in agricoltura, però intanto vediamoci i titoli. Quando la passione va oltre la pensione, mani che non riescono a smettere di potare, seminare, vendemmiare. 3 storie venete in un viaggio con la Confederazione Italiana Agricoltori di Venezia. Arriva anche sui Colli Euganei il male oscuro degli ulivi che Agricoltura Veneta ha scoperto e raccontato nella puntata di metà giugno. Nei Colli Euganei il morbo avrebbe già compromesso il 30% degli ulivi, ancora poco considerando che nella Marca, area dove è partita l'infezione, siamo già oltre all'80% degli ulivi contagiati. Agricoltura, territorio e turismo. A Pieve di Soligo il bilancio del gruppo di azione locale Alta Marca con gli obiettivi raggiunti e i nuovi progetti per una provincia di Treviso tra patrimonio UNESCO e incentivi alle aziende agricole per il turismo diffuso. Estate, tempo di ferie e erbe aromatiche. Con Adriano Favaretto vi proponiamo un singolare balcone ricco di origano, mentuccia, basilico, montano e prezzemolo con i profumi per la tavola ma anche per tenere a distanza le zanzare. Non è una vite e non produce grappoli, ma bacche rosse. È l'uva ursina, una pianta comune dai molteplici benefici. Con il nostro agrifarmacista Renzo Gatto scopriamo come preparare una tisana contro le fastidiose cistiti estive. Allora, partiamo da questo territorio, un territorio dove le bonifiche, il lavoro della terra veramente ha scolpito i volti della gente e soprattutto le mani, qui i calli non si contano. Sì, qui c'è una storia di mezzadria, poi passata in affitto e poi alla fine gli agricoltori sono riusciti ad acquistarsi i propri terreni e questo di Luigi Mamprin è un esempio classico di questo tipo di storia e di realtà, quindi un agricoltore che ha lavorato da sempre, da quando sono nati, si può dire da 12-13 anni, aiutavano nella famiglia i lavori in agricoltura e sono continuati e continueranno finché ne hanno le forze e lo spirito. Allora, lasciamo per un attimo il direttore di CIA Venezia, andiamo invece a trovare direttamente il primo personaggio che andiamo a conoscere. Buongiorno, Luigi Mamprin, giusto? Sì, Luigi Mamprin. Classe? Del 38. Del 38. Agricoltore da quando? Da sempre sono nato e cresciuto e sono ancora qua che lavoro, insomma. E ringraziando il cielo, l'unica cosa che posso lamentarmi è la pensione. Perché 60 anni di marchette non ho ancora 600 euro. Per fortuna che ho avuto tanta salute e tanta fortuna e mi accade manco peso, diciamo, perché fra il lavoro e la pensione e roba va manco peso in particolar modo a questo momento che
all'uva tira bene, va bene, insomma. Senta, ci ha messo un po' di mostre delle attrezzature della sua storia di fatto. Questa è l'infanzia. Appunto, questa è la sua anche quotidianità, giusto? Sì. Il falsin. Sì, il falsin. E tuttora su dei parti che non si può intervenire, dopo ancora il falsin. E su Badengalù. Certo. E invece questo è stato il suo primo attrezzo. Questo è il primo attrezzo dei barbabietoli che si levava. Dopo è venuto quello che si tirava contro indietro e adesso sta là in Balsamà a guardare le nuove attrezzature. Ma questi ieri attrezzi. Gigio, ma questa che uva è? Chardonnay. Che bella che è. Va bene, non è male. Ma la terra è tutta argillosa, come fate a fare? Argilla che a voi lavorata per lo minimo 10 centimetri, allora non si spacca mai. Ecco, però qui siamo vicino anche al mare, quindi qui c'è, diciamo, un'entrata anche di acqua salmastra. Che c'è filtrazioni marine. E quindi? Che dà il gusto al vino, in poche parole, perché da uva passa il vino. Ecco. E è il fondo che decide. Qualcosa sanno fare anche altri, però il fondo ti aiuta. Mi fa vedere le mani, Gigio, mi fa vedere, guardate le mani di quest'uomo. 80 anni quest'anno, giusto? Guarda, quando mi ha dato una lira che mi sbriccia il falsin, se tagliare sto nervo qua, vedo Mario. Senta, 80 anni, qual è il suo segreto? Ci dice il segreto Ho sempre lavorato tanto e levarsi, come si può dire, alzarsi presto alla mattina e così. Lei mi ha detto prima che c'è un segreto, quello di non fermarsi mai. Sì, sempre movimento, guai, mai fermarsi. Senta, ma allora perché ha bisogno della pensione? La pensione ti aiuta anche a vivere, ora che mi corre con una macchina che vale 100 euro perché abbiamo fatto un mutuo, sto dando una mano a mio figlio e roba va verso giusto, fra lui e a campagna e roba va meno male. Come li chiama io? I strupiei. Perché con gli strupiei cosa fa? Mi serve come si dice, per dare una sistemazione, gira su i cavi delle viti. Quindi praticamente il legaggio delle viti le fa ancora... Questa cultura qua mia la plastica è una roba che non conosco in poche parole. Arriva anche sui Colli Euganei il male oscuro degli ulivi che Agricoltura Veneta ha scoperto e raccontato nella puntata di metà giugno. 2 funghi stanno attaccando migliaia di ulivi in maniera particolarmente aggressiva, provocando il disseccamento della pianta fino alla morte per apoplessia causata dalla chiusura totale dei vasi linfatici, come fosse un infarto. Nei Colli Euganei, Coldiretti Padova sta monitorando la situazione, ipotizzando un coinvolgimento di circa il 20-30% delle piante. Nel Veronese, sul lago di Garda in particolare, la percentuale si abbassa al 20%, mentre nelle colline trevigiane e nell'area di Valdobbiadene si raggiungono punte di attacco più gravi che arrivano ad interessare anche il 70-80% delle piante. Ora, la speranza è quella di arrivare al più presto a formulare una cura efficace che potrebbe essere attuata con prodotti fitosanitari sistemici a base di triazoli, un po' come i nostri antibiotici. Anche per la stagione venatoria 2018-2019 in Lessinia e nel nord veronese sarà possibile praticare la caccia al cinghiale. Difatti, su proposta dell'assessore all'agricoltura e alla caccia Giuseppe Pan, la Giunta regionale ha prorogato anche per la prossima stagione venatoria il regime sperimentale, a suo tempo richiesto dall'amministrazione provinciale di Verona, che consente dal 2010 nell'area dell'altopiano veronese di poter prelevare sino ad un massimo di 800 capi. Via libera da parte della terza commissione consiliare veneta per il terzo bando regionale rivolto alle imprese ittiche venete e della pesca professionale e dell'acquacultura nell'ambito della programmazione 2014-2020. Il bando, che vale 21 milioni di euro, mira a dare sostegno alle imprese che ammodernano, innovano e diversificano le proprie attività in un'ottica di maggior tutela ambientale e un uso più efficiente delle risorse naturali secondo i principi fissati dalle normative comunitarie di settore. Sono 24 le misure finanziate, 20 per la pesca e 4 per l'acquacoltura. Ha piantato vigneto nuovo a 80 anni?
Sì, quest'anno ho messo solo questo vigneto con degli in autunno e fa 2 anni queste qua. Perché Prosecco sto qua. proseguo anche questo, sì, era Merlot. A 18 centesimi te lavorava in perdita. Ho dovuto decidermi, anche se sono anziano, è meglio lavorare per qualcosa. E in mezzo che ha messo anche le patate. E patate per uso familiare e spazio e viene benissimo come che vediamo, insomma. Se da prima mi raccontava fuori microfono, la mezzadria voleva dire essere servi della gleba. No, la mezzadria ha cominciato realmente dal 49 al 50, prima non era una mezzadria, tutto doveva andare in agenzia, tutto. E la mia generazione ha fatto ora di mangiare la polenta che veniva dall'America, che sapeva da barca, non tutti noi altri. Abbiamo cambiato luogo perché c'è una storia, l'avevamo promessa prima, questa del fico centenario. Centenario, si fa 100 anni quest'anno che i miei genitori che abitavano a Genson di Piave hanno dovuto andare a Salerno per il fatto della grande guerra mondiale. Quando che sono ritornati, mia madre era ancora ragazza, ha portato a casa una piantina di sto grande fico e lo abbiamo portato dove era la mezzadria. Siamo venuti via dalla mezzadria, avevo piacere che ogni figlio avesse una piantina come ricordo quanto che ha sofferto. Gigio, l'ultima immagine è proprio per queste rose. E queste rose è un gran ricordo sempre dei miei genitori che sono ritornati da Salerno assieme con la piantina di fico a portare a casa anche la rosa selvatica. Lei invece ha portato a casa un'altra rosa che è sua moglie Irma, è vero? Sì, Da sì. quanti anni siete sposati? 51, E sempre qua. sempre qua. No, abbiamo fatto 2 anni in Passarella Dopo si era in mezzadria. e dopo siamo passati qua e abbiamo lavorato. Qual è il segreto? Qual è il segreto di una vita felice come la vostra? Di amarsi e di volersi bene e seguire la famiglia. Discutere le cose senza zappare fretta. Bene, allora adesso andiamo un attimo con Mario Quaresimin, perché Mario, adesso noi ci vediamo un po' di pubblicità. Dove ci porta dopo? Andiamo a San Donato di Piave in via Bella Madonna della famiglia Iop. L'anno scorso l'alta marca trevigiana ha avuto una crescita del 22%, che è circa doppia rispetto alla media provinciale. Funziona il turismo dell'alta marca trevigiana e funziona anche grazie agli incentivi del GAL locale. Il GAL è un'agenzia di sviluppo locale, è tra l'altro unico in provincia di Treviso, questo GAL Alta Marca, che percepisce fondi europei e poi attraverso bandi li destina al territorio. Semplice quanto efficace l'opera del gruppo di azione locale dell'Alta Marca. Il GAL anche quest'anno tira le somme, non solo 12 mesi di impegno, ma anche un decennio fatto di piccoli e grandi progetti varati e arrivati in porto. Il GAL Alta Marca, attraverso il suo piano di sviluppo locale, ha agito soprattutto per la promozione del territorio ai fini turistici. Un settore in forte espansione, grazie non solo al fenomeno prosecco, ma anche una diversa visione delle aziende locali in tema di ricezione turistica e di risposte da dare a chi viene a conoscere i paesaggi prossimi a diventare patrimonio dell'umanità. Puntiamo proprio sul turismo emozionale ed esperienziale, su un turismo di qualità collegato al paesaggio candidato UNESCO e alle eccellenze dei prodotti agroalimentari del territorio. Abbiamo approvato 14 bandi, finanziato 42 progetti per 3,7 milioni di fondi europei assegnati ai diversi beneficiari, sia enti pubblici che soggetti privati. 3. I progetti sviluppati. Il coinvolgimento dei promotori turistici del territorio per tracciare una linea comune di intervento. Il Museo del Paesaggio a Villa dei Cedri di Valdobbiadene, con dei punti informativi per i turisti a Pieve di Soligo e Cison. E infine il miglioramento delle strutture delle grotte del Caglierone a Fregona e del Palco dell'Ivelet a Revine.
Ora si guarda anche all'olio di Cappella Maggiore e al Parco dei Carbonai di Cordignano, con investimenti a sostegno di attività turistiche in zona. In questo momento sono aperti 3 tipi di bandi, uno che riguarda la misura 642, quindi il finanziamento per chi non è azienda agricola che però vuole avviare l'attività o ha un'attività. Il secondo bando che riguarda 12 comuni dell'area del quartiere del Piave, l'area del Grappa, per piazzole per le bike e quindi per caricare le bici con una pedalata assistita. Il terzo bando invece è una misura molto particolare che è la misura 16 sulla cooperazione, che vede coinvolti i soggetti, le associazioni, piuttosto che l'università, piuttosto che i rappresentanti portatori di interessi collettivi per progetti innovativi sulla ricerca, sulla biodiversità e sulla salvaguardia dell'ambiente, che sono temi molto sentiti nel nostro territorio. Delle spighe di grano, un papavero, guardate che orizzonte che abbiamo per questa seconda parte di Agricoltura Veneta. Mario Corrisimin, dove ci ha portato adesso? Siamo a Cittanova, località di San Donato di Piave, presso la famiglia Iop. Un altro esempio di agricoltore che deve continuare a lavorare perché la pensione non basta. Sì, però anche con una prospettiva di inserire un nipote, un giovane che si sta laureando in scienze agrarie a Udine. Grazie direttore, adesso ci spostiamo velocemente, andiamo a trovare appunto Giovanni Iop. Buongiorno Giovanni. Buongiorno. E il nipote Matteo. Buongiorno. Allora, Giovanni Iop, cominciamo in mezzo alla camomilla perché bisogna stare calmi, no? Sì, perché quanto prende di pensione? 750 euro. Quanti anni ha? 77 rotti. Senta, ma si vive di pensione in agricoltura? No, non si vive di pensione perché non è sufficiente. Soprattutto poi voi che lavorate in seminativo? Sì, lavoriamo solo in seminativo e non sbarchiamo il lunario automaticamente. E allora qual è la soluzione? La soluzione è di cercare di produrre sempre di più, facendo i lavori molto bene e allora... E magari poi c'è anche sperare nell'aiuto delle generazioni successive? Appunto, del nipote, ma al momento non si può fare. Va bene, allora, Giovanni Iop, adesso passo al nipote perché mi pare di capire che sarà lui la sua pensione. L'investimento sta nei giovani? Sì, senz'altro. Allora, Matteo, intanto perché alla sua età la scelta di fare agraria e di andare in mezzo ai campi? Già da piccolo stando con loro, con mio nonno e i miei zii, mi sono appassionato all'agricoltura e li ho sempre seguiti sia sui trattori che sui campi, quindi ho continuato. Come ci si sente ad essere praticamente l'assicurazione dell'anzianità del nonno? Bella responsabilità. No, qualcuno comunque doveva passare, qualcuno comunque doveva continuare il lavoro, ecco. E la storia si ripete, i giovani sono, diciamo così, la forza degli anziani per quanto riguarda il futuro, il sostentamento e la famosa pensione. Adesso noi ci vediamo, come sempre, i consigli del nostro agrifarmacista con i prodotti per la terra, i prodotti della terra che diventano prodotti in farmacia e poi torneremo parlando sempre di pensioni e agricoltura. Nella stagione calda molte donne hanno dei problemi di cistite. Non si capisce il perché, però questo è un dato di fatto. Allora, il primo intervento che si fa da un punto di vista anche fitoterapico è l'utilizzo dell'uva orsina. Le donne che soffrono di questo problema la conoscono molto bene. Si utilizzano delle pastiglie o delle compresse oppure ci si può fare anche una tisana. Qual è l'attività dell'uva orsina? L'uva orsina ha un effetto antinfiammatorio e antibatterico. D'altronde la cistite è un'infiammazione sostenuta da un'infezione. Molto importante allora è usare questo preparato, questo prodotto, in virtù di 2,5 grammi da fare un decotto, una tisana, cioè mettere in acqua calda, tenere per 3-4 minuti nell'acqua calda, poi filtrare e bere. Allora dicevamo 2,5 grammi su 200 ml d'acqua e questo va ripetuto 4 volte al giorno. Perché su 200 ml d'acqua? Perché è molto importante la grande quantità di acqua perché di per sé ha un effetto lavante. Cos'è la cistite? È un'infezione generalmente sostenuta da Escherichia coli che per vari motivi va a livello della vescica. Ecco, questa uva orsina ha un effetto antibatterico molto importante, soprattutto quando manteniamo il pH dell'urina basico.
Allora, come si fa per potenziare l'attività? Su questi 200 ml d'acqua dell'infuso che abbiamo preparato, magari ci mettiamo una puntina di cucchiaino di bicarbonato e durante la giornata evitiamo di mangiare cibi che possono in qualche modo acidificare l'urina. Questo perché i principi attivi dell'uva orsina aumentano la loro efficacia come antibatterico con un pH tendente a 8, cioè basico. Frumento in maturazione, Matteo Garbo. Allora, la diversificazione di cui dicevamo prima, che cosa vuol dire per lei? Diversificare vuol dire cercare di portare la mia azienda a nuove colture, come ad esempio può essere la vite o l'ortaggio, che per il momento sono colture che rendono molto e rispetto ai normali seminativi che già stanno facendo i miei zii e mio nonno. Quindi insomma il frumento rimarrà oppure qui dobbiamo pensare a prosecco? No, meglio pensare a prosecco perché è quello che rende di più per il momento. Poi... E pensando a prosecco, lei pensa invece di andare in pensione quando avrà l'età dei nonni? Per il momento questo non è il mio primo pensiero, ecco, perché non credo neanche di andarci sinceramente. Allora salutiamo Matteo Garbo e torniamo dai vecchi perché è giusto. E guardate che bella immagine che abbiamo di frumento che veramente ci fa pensare alla nostra agricoltura, alla nostra storica agricoltura. Intanto il suo nome, buongiorno. Giorgio, ma in una domanda, la pensione in agricoltura esiste? Esiste in un certo senso, nel senso che di fatto si è in pensione all'anagrafe, ma poi il reddito non basta, cioè come pensione, e naturalmente siamo anche per passione, dobbiamo continuare a lavorare. Insomma. Quanti anni ha lei? Io ho 69. Più in pensione o più continuare a fare l'agricoltore per passione? In pensione e anche fare l'agricoltore perché come che mio fratello non è che si possa vivere con solo la pensione, automaticamente deve integrare. A me sembra molto una scusa perché in realtà voi siete appassionati della terra. Io ho visto prima l'occhio suo su questo frumento. La passione c'è perché veramente ho sempre avuto passione da quando che ho finito le scuole agrarie. Ho sempre avuto passione e continuo ad averla anche se sono anziano, non ha nessuna importanza. Roberto, senta, i suoi prossimi 10 anni come li vede? Non so. Sempre in mezzo ai campi? Spero di no, ma mi toccherà però. Spera di no, spera di sì. Perché se non dovesse pensarsi qua, dove si penserebbe? Ma non so, in osteria non vado. E quindi alla fine? Alla fine rimarrò solo un trattore, giusto? No, solo trattore, insomma, mi fa male schiena ormai. Oggi vi do alcuni consigli come sistemare, come preparare delle piante aromatiche, odorose nella vostra terrazza. Piante odorose che poi le utilizzerete per le vostre insalate fresche, visto che siamo all'estate, per condire il pomodoro, per condire le patate lesse, oppure anche in questo caso col basilico per odorare, ma anche per far sì che le zanzare non entrino in casa vostra. Allora partiamo con il prezzemolo, sono piantine fresche. Tolgono dalla confezione, su un piccolo vasetto, in questo caso si mettono giù con del terriccio, ne mettiamo giù 2 o 3. Che terriccio, che distanza? Le mettiamo a distanza di 10 cm l'una, tanto dopo sviluppano presto. Terriccio specifico, appena sistemate sotto, appena sotto, poi innaffiate e questo è pronto, lo mettete sul davanzale, mezz'ombra finché sono piccoline. Qui invece abbiamo il basilico, in questo caso basilico montana. È più rustico, più saporito, più odoroso, è di talea, sta prendendo piede anche qua da noi. D'inverno si può ritirare e continua, non fa il seme. La mettiamo sempre sul solito terriccio, su una bella vaschetta. Mettiamo sotto, eccolo lì, piantate bene, pigiate attorno, 20 cm una distanza l'una dall'altra, una bella vaschetta, anche questa è buona da mettere sulla vostra finestra, fa da deterrente alle zanzare. Qui abbiamo, sentite il profumo di questo origano, che poi mettete a essiccare e aggiungete sulla pizza o su una pasta o su qualcosa.
Abbiamo cambiato l'orizzonte, Mario Quaresimi, dove ci ha portato adesso? Siamo a Giussago di Portogruaro, nell'azienda agricola di Albano Furlan. Un altro dei giovani agricoltori. Un altro dei giovani agricoltori, perché a loro è dedicata questa puntata ed è il segno della passione ma anche della necessità di fare reddito. Allora andiamo a trovare appunto Albano Furlan. Signor Albano, intanto grazie per essere qua con noi, ma soprattutto grazie per essere in mezzo ai suoi campi. Qui dove siamo? Qui siamo sempre a Giussago di Sì, ma qui cosa coltivate? Vedo mais, ma questo è un mais particolare. Questo è un mais sperimentale che la Pioneer ha voluto che provassi. Quanti anni ha lei? Io sono 75 compiuti, quest'anno sono 76. Ma a 76 anni fa ancora sperimentazione? Sì, la vita è una sperimentazione fin tanto che si vive, sempre, continua. E in pensione mai? Purtroppo che ci obbliga a continuare sono due fattori. Il primo è quello economico, perché le pensioni sono insufficienti per poter avere una vita decorosa. E il secondo è la passione legata a 60 anni di 65 anni come minimo di attività di questo tipo. E anche magari con i risultati, perché adesso con le nuove tecnologie qualche risultato in più la terra te lo dà, no? Mi parlava prima fuori diretta del risultato del suo frumento che ha qui vicino. Ma è vero. Dica quanto ha avuto di resa l'anno scorso. No, ma io ho avuto la punta più alta è stata 104 ettaro, dove è andata male ho fatto 97 l'anno scorso. E perché è andata male? Perché è andato giù? Perché si è allettato con un temporale ciclonico e allora dopo gli ultimi periodi la maturazione della spiga non è stata più tale, insomma. E allora adesso noi andiamo come sempre a sentirci le previsioni meteorologiche col nostro generale Giancarlo Iannicelli. L'anticiclone stenta ancora ad affermarsi con forza dall'Atlantico verso di noi, è fermo sul continente e da lì ci protegge, ma non totalmente, quindi è una posizione debole. Comunque per i prossimi giorni ancora impedirà il passaggio del grosso dei sistemi perturbati. Prevediamo infatti da domenica, lunedì, martedì, mercoledì tempo in prevalenza sereno, poco nuvoloso, naturalmente un po' più di instabilità sui rilievi e in pianura un po' di foschia, quindi una velatura del cielo nelle prime ore del mattino e poi qualche nube cumuliforme dovuta al caldo durante il pomeriggio, ma nulla più, anche se ci potrà essere intorno a mercoledì, tra mercoledì e giovedì un aumento della nuvolosità. Potrebbe, stante l'anticiclone debole, infiltrarsi, passare un ramo del sistema perturbato che scorre verso est e dare qualche fenomeno anche temporalesco. Poi di nuovo un miglioramento e per fine settimana, e naturalmente queste previsioni le confermeremo, per fine settimana un peggioramento, l'anticiclone dovrebbe temporaneamente cedere, lasciar passare impulsi d'aria fredda e quindi prevediamo proprio per sabato e per domenica dei fenomeni temporaleschi più probabili sui rilievi, ma diciamo con una buona probabilità anche in pianura. I venti sono di direzione variabile, a regime di brezza naturalmente sulle coste e con tendenza a provenire però da est, quindi le temperature per domenica, inizio della settimana potranno essere ancora le massime oltre 30 gradi e le minime oltre 20 gradi, 20, 21, 22 gradi, sempre in pianura. Per quanto riguarda le massime dovremmo, dopo il forte aumento di sabato e in parte di domenica, le massime dovrebbero scendere o portarsi intorno ai 30 gradi, quindi nella media o leggermente superiore alla media. Per quanto riguarda l'Adriatico c'è una tendenza a un aumento del moto ondoso, quindi a diventare mosso o quasi mosso e poi a fine settimana, a metà settimana si ricalmerà per poi aumentare il moto ondoso per fine settimana. È tutto. Sicuramente le persone agricole sono un caso, non diciamo completamente, ma abbastanza anomalo, nel senso che purtroppo i nostri pensionati molto spesso, perché anche per passione, perché sono molto legati alla terra, però a volte anche per bisogno, sono obbligati, pur essendo in pensione, a lavorare, dando poco spazio da un lato naturalmente ai giovani e continuando a dover tirare avanti con l'azienda quando invece magari sarebbe giusto dopo tanti anni di lavoro un meritato riposo. Diciamo che le pensioni medie in agricoltura, in particolare quelle un po' più datate, arrivano ai 500 euro, poco più, per cui è pensione che è decisamente poco favorevole a una vita tranquilla da anziano, da pensionato.
diciamo che l'agricoltore in genere, ma non solo, ma in particolare l'agricoltore è una persona che è molto appassionata al proprio lavoro, per cui magari qualcuno continuerebbe a lavorare comunque perché l'ambiente agricolo è un ambiente che piace molto a chi l'ha frequentato, a chi ha lavorato. Però è anche ovvio che avendo la possibilità di avere una pensione quantomeno decorosa, si può comunque rimanere in agricoltura senza però dover avere l'assillo assolutamente di avere un guadagno super per poter vivere. Albano Furlan, allora che futuro vede in agricoltura e soprattutto per gli agricoltori che magari un domani saranno i nuovi pensionati? Ma se non cambia qualcosa politicamente, per quanto riguarda, diciamo così, la sensibilità politica nei confronti delle attività agricole, io non la vedo bene, la vedo piuttosto male. Perché? Perché non c'è certezza di reddito in agricoltura e se non c'è la certezza di reddito non si fanno investimenti e non si può neanche pensare al turnover. Sicuramente le richieste della nostra associazione e dell'associazione pensionati è quello di un aumento, di un incremento del reddito delle pensioni minime, che sono quelle che praticamente oggi percepiscono prevalentemente gli agricoltori. L'altra questione è quella di favorire il ricambio generazionale, perché abbiamo visto che laddove non ci sono giovani che si interessano e che possono subentrare alle aziende che abbiamo anche visto oggi, non c'è prospettiva. E quindi dobbiamo porci come Paese l'interesse rispetto a questa situazione di ricambio generazionale, ma soprattutto quello che diceva anche il nostro presidente di zona Albano Furlan, quello di garantire più reddito alle imprese. Grazie a Mario Quaresimi, grazie a tutti voi per l'attenzione. Io adesso mi sposto e lascio l'ultima immagine a Nicoletta, perché guardate che orizzonte abbiamo noi a queste spalle, e arrivederci alla prossima settimana. In collaborazione con Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani.